Sono solo sconvolto, quello sì, perché ho detto tutto mi sarei mai immaginato, ma una cosa del genere no, anche perché l'ho chiuso io il locale, fughe non ce n'erano, capito? Fughe non c'erano. Ieri sera a mezzanotte abbiamo chiuso, buttato l'immondizia, fatto tutte le solite cose che facciamo e poi ecco, è successo quello che è successo. È sconvolto Alessandro Peia, il titolare dell'osteria Cacio e Pepe, corso in via Previtali dopo le telefonate dei vicini. Era giorno di chiusura oggi per il locale, racconta sollevato perché si è ferita solo una donna. Il bilancio poteva essere peggiore. Grazie a Dio, non so come ha fatto a non farsi male, ha sentito l'esplosione all'orecchio e le cose varie, stava per entrare, quando è entrato ha sentito il boto, tutto lì. Però grazie a Dio non c'è niente perché non l'hanno portata via nemmeno l'ambulanza e cose varie. Grazie a Dio. Non sa spiegarsi cosa sia accaduto a Alessandro Peia. Adesso la preoccupazione è per il futuro. Lei ha già calcolato quanti danni potrà avere? Non lo so perché non mi hanno fatto entrare dentro, non mi fanno entrare, non lo so. Ecco, sì, quello che vedo dall'esterno. Però dentro il locale dicono che è integro, solo la parte della cucina e della pizzeria, dove per me c'è stata la fuga del gas. Però è tutto divelto, non riesco a calcolarlo un danno del genere. Certo non ci voleva perché un anno chiusi di Covid, più tutti i problemi con le bollette, adesso fermano un'attività e ci stanno 7 persone che lavorano, 7 famiglie, non è una cosa bella. E questa non è nemmeno una cosa facilmente rimetterla in piedi, perché penso che non ho idea, ecco c'è l'assicurazione per vedere, non ho idea proprio, non ho idea.